Con la speranza che la pista di pattinaggio al Brolo di Palazzo Bonaguro possa assestarsi e mettere in ghiaccio le polemiche, il Natale a Bassano continua a proporre idee e occasioni di svago per turisti e residenti. Quartiere Angarano sarà a partire da venerdì 6 dicembre e per 3 weekend consecutivi un piccolo villaggio di Natale con tanti stand di Confesercenti per valorizzare tradizione, artigianato ed economia locale. Abbiamo insistito perché si ampliasse anche il Natale anche in via Beata Giovanna, quindi abbiamo inserito un albero di Natale, abbiamo una casetta dove facciamo beneficenza. Il fatto di spostarsi 10 minuti dal centro di Bassano e arrivare ad Angarano, che è un quartiere bellissimo, questo serve anche alle attività commerciali, che è il fondamentale per la nostra associazione. L'importanza di iniziative a sostegno delle attività del centro diventa vitale, sottolinea Confesercenti. Viviamo con un motto che è da molti anni: se vive il commercio vive una città. Quanto importante è la particolarità che si trova nei negozi? Ma non solo la particolarità, anche i prodotti tipici che sono nei territori, ma anche la qualità del prodotto e del servizio. Io penso che la differenza lo facciano proprio i commercianti. Questa è una peculiarità che hanno le botteghe, diciamo, quindi il fatto di andare a essere seguiti, coccolati dal commerciante o anche dal dipendente che magari viene anche istruito da parte del commerciante per far capire che il servizio che viene dato è completamente diverso dall'online e dalla grande distribuzione. Banchetti di prodotti tipici natalizi in Angarano che vanno ad aggiungersi alle tante iniziative previste in centro, confermata anche la gratuità delle prime 2 ore di sosta al parcheggio Le Piazze dal 6 dicembre al 6 gennaio. Noi come amministrazione comunale ce la mettiamo tutta, ce l'abbiamo messa anche quest'anno, abbiamo investito in termini finanziari, in termini di attività, quando si crea attrattiva, quando si permette che l'economia possa andare bene anche in momenti un po' delicati come questo, credo che sia l'attività primaria importante che un'amministrazione deve fare.